Ci troviamo all'inizio della Valle del Lagno, in una piccola altura poco discosta dal corso del torrente, vicino a Brogliano, in località San Martino. Proprio qui troviamo una piccola chiesa dall'elevato interesse storico ed archeologico. La Pieve di San Martino è l'edificio più antico della Valle del Lagno. Sullo spigolo sinistro della costruzione è inglobata una pietra di grande interesse storico, più antica della chiesa stessa, raffigurante un guerriero longobardo che forse lì riposa da secoli. La chiesa sorge in un luogo dove in età romana esisteva un villaggio, ma tutto fa supporre la presenza di tribù insediate ancora prima del processo di romanizzazione. Quindi, per questo motivo, ho deciso di fare una passeggiata senza troppe pretese o aspettative in questi luoghi. Ciao a tutti, bentornati sul canale, benvenuti in un nuovo video. Oggi percorso alternativo, fuori dalle solite rotte. Mi trovo a San Martino di Brogliano, in questa pieve di origine longobarda molto interessante, e partiamo per visitare le colline qui intorno e vi racconterò man mano delle cose stimolanti secondo me. Quindi vamos, let's go! Come potete vedere, qui ci sono tanti sentieri che si snodano, che portano in mezzo al bosco. Troviamo anche il cartello dell'anello ecoturistico delle Piccole Dolomiti. Noi seguiamo un po' quello e ci inoltriamo in questa natura dal microclima molto particolare in ogni stagione. E questo anello ecoturistico ha fatto per valorizzare la zona, le contrade di questi posti, e sembra molto interessante. Vediamo cosa scopriremo oggi. Arrivati sulla collina dove c'è questa croce, c'è anche questo spiazzo con delle panchine, e da quello che ho sentito dire, una volta all'anno qui la comunità fa un ritrovo, una sorta di festa di aggregazione molto semplice, però è un posto quieto, bello, dai, carino, immerso nella natura. E adesso proseguo con l'esperienza di queste colline. Dopo essere arrivati alla croce, ho ripercorso a ritroso un pezzo di strada per poi proseguire nell'anello che oggi andremo a fare su queste colline. E questa è la Valle del Lagno da una prospettiva mai vista. Qui davanti le nostre bellissime Piccole Dolomiti. È un luogo davvero suggestivo, infatti faccio fatica a descrivervi e a dirvi come ci si arriva, ma d'altra parte ci sono certi luoghi che devono essere anche preservati. Allora, noi prima eravamo là, la Bragonza, adesso stiamo scendendo giù di nuovo in paese
per fare questo piccolo anello simpatico, divertente, dalle prospettive inusuali. Guardate qua da cosa siamo avvolti. Questo è il Verlaldo, qui inizia tutta la Valle del Lagno, prospettiva che non conoscevo e oggi volevo proprio venire qui, farmi 2 passi. Fine di questo giretto. Il fulcro era appunto farvi vedere la Pieve Longobarda, questa cosa storica recentemente emersa che dà una caratteristica molto particolare a questa valle e la rende di interesse e anche di dominio pubblico, se vogliamo, perché è veramente molto molto interessante. C'è una particolare nicchietta, un simbolo di un soldato longobardo, però è davvero interessante capire questa cosa ed era bello portarvi anche qui per questo video. Poi ho fatto un giro nelle colline circostanti, un anellino semplice di 5-6 km, niente di che, però per far capire un po' le bellezze e il pregio di questa zona della provincia di Vicenza. Fatemi sapere sotto nei commenti se anche questo video vi è piaciuto, se conoscevate questo posto e niente, solite cose belle, i like, i commenti, l'iscrizione al canale e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!